Per 2 volte ieri mattina la polizia locale di Treviso è intervenuta su richiesta della motorizzazione per 2 candidati che in 2 distinte sessioni di esami scritti per il conseguimento della patente di guida sono stati scoperti mentre stavano ricevendo dall'esterno le risposte al quiz. Tutti e due i candidati avevano un auricolare naturalmente all'interno dell'orecchio e un cellulare appeso, nascosto all'interno degli indumenti. Naturalmente i funzionari si sono resi conto di questa truffa in corso, però non potendo loro perquisire le persone hanno chiamato una forza di polizia. Noi nel giro di pochissimi minuti siamo riusciti per l'appunto a individuare questi responsabili e a naturalmente denunciarli all'autorità giudiziaria. Il primo episodio intorno alle 9:30, protagonista un 25enne del Ghana residente nel Vicentino, pizzicato con auricolare e cellulare, mentre il complice che all'esterno degli uffici suggeriva le risposte, capita la situazione, si è dato alla fuga. Poche ore più tardi la seconda richiesta di intervento agli agenti della polizia locale, stavolta per una quarantenne di nazionalità indiana e residente a Istrana. Ha addirittura deglutito e inghiottito l'auricolare, quindi un fatto estremamente grave. Naturalmente la pattuglia l'ha subito portata al pronto soccorso per valutare le sue condizioni fisiche. Fortunatamente i medici hanno confermato che non era in pericolo di vita. Le indagini ora proseguono per individuare i complici. Per il 25enne e per la donna è scattata la denuncia per tentata truffa aggravata, reato che prevede la pena della reclusione fino a 5 anni.